La realizzazione di un grande parco liberamente fruibile intorno all'ospedale San Raffaele, con centri sportivi in cui le varie società di proprietà del Qatar potrebbero compiere la preparazione, interventi sull'edificio per la mitigazione dell'impatto sul paesaggio. Sono alcuni degli elementi emersi dalla visita a Olbia di una delegazione della Qatar Foundation Endowment, guidata dallo Sheikh Faisal bin Thani Al Thani. Dopo un breve incontro in municipio con il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, il suo vice, Carlo Careddu, il deputato Giampiero Scanu e il presidente del Consiglio Comunale, Vanni Sanna, la delegazione ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell'ospedale privato che, in caso di via libera da parte della Regione, dovrebbe aprire i battenti nel marzo del 2015. Lo sceicco si è dimostrato estremamente soddisfatto, se non entusiasta, di ciò che ha visto e mi è parso fiducioso, ha detto Giovannelli al termine del sopralluogo, rimarcando come la Sardegna non possa permettersi di buttare al vento un investimento del genere. Durante l'incontro in municipio si è discusso anche della compagnia aerea Meridiana, alle prese con una dura avvertenza con i sindacati dopo l'annuncio di oltre 1.300 licenziamenti. Signor Sindaco, come è andato l'incontro? È andato molto bene, lo sceicco è rimasto molto colpito dalla struttura, gli è piaciuta molto, abbiamo girato per tutto il complesso, siamo saliti fin su alla terrazza, abbiamo ammirato il panorama, loro hanno poi intenzione di fare diversi lavori di ulteriore mitigazione e di sistemazione degli esterni, di mascherature, per cui degli interventi anche di abbellimento della struttura. È rimasto molto molto soddisfatto. Abbiamo visto sia le parti pubbliche che le parti private. Insomma, lui è molto, io non vorrei usare il termine ottimista perché ma lui è molto fiducioso che questa iniziativa possa essere definita così come è negli auspici, credo, della maggior parte dei sardi. Abbiamo parlato anche dei trasporti, abbiamo parlato di Meridiana, io gli ho rappresentato, ma cose che lui già conosceva, che Olbia è una città che sotto il profilo delle infrastrutture come portualità, come infrastruttura portuale, come infrastruttura aeroportuale hanno grandi potenzialità. Noi sappiamo che il Qatar ha una flotta aerea che negli ultimi anni si è sempre classificata al primo posto per efficienza. E poi il Qatar si porta dietro il turismo congressuale, circa 500 convegni internazionali l'anno, diciamo l'interesse che il Qatar ha e che ha oggi ribadito sull'ambito sportivo, sulla medicina rieducativa. Loro intendono per esempio realizzare qui un parco enorme, fruibile da tutti i visitatori, da tutti i sardi, gratuito, per cui offrire a tutti la possibilità di godere di un parco straordinario, un parco che potrebbe anche costituire un punto di riferimento anche per molte società sportive di livello internazionale che sono di proprietà anche del Qatar. Per cui voglio dire, qua dietro sì, per cui ci sono tutta una serie di vantaggi straordinari.